Nessun rischio di sospensione o di rallentamento dei servizi sanitari qualora dovesse essere necessario razionamento idrico a giorni alterni a Nuoro e in altri 16 comuni a partire dal 27 gennaio. A garantirlo il direttore generale dell'ASL 3 di Nuoro Paolo Cannas, che riferisce come nelle ore immediatamente successive all'annuncio da parte di Abbanoa delle restrizioni idriche l'azienda sanitaria si sia impegnata nel controllo dei dispositivi e delle risorse d'acqua a disposizione delle strutture di pertinenza ASL a partire dall'ospedale San Francesco di Nuoro, dallo Zonchello e dalla Casa della Salute di Via de Murtas. Ieri abbiamo fatto un ulteriore check con gli uffici, siamo autonomi ovunque, in ogni caso stiamo facendo proprio i controlli per vedere se autoclavi sono in funzione, c'è qualche piccolo, qualcosa da sistemare, ma siamo assolutamente tranquilli. E mentre si attendono gli esiti dell'incontro di questo pomeriggio tra la provincia di Nuoro e i sindaci del territorio per confrontarsi sulla gestione dell'emergenza, la speranza è che nel fine settimana arrivino le abbondanti piogge previste. Qualora fosse comunque necessario partire con le restrizioni, conferma Cannas, non c'è nessun rischio di disservizi per i pazienti. Noi abbiamo, i nostri sistemi di filtraggio, abbiamo le nostre cisterne, qualora dovesse esserci la restrizione riutilizzeremo le riserve. Se poi malauguratamente dovessero esserci problemi sulle nostre riserve che magari non bastano per qualunque motivo, noi comunque siamo già attrezzati per richiedere anche l'utilizzo di autobotti. Questo perché non ci sarà assolutamente la contrazione dell'offerta sanitaria.